Si è svolto presso la sala convegni dell'Hotel Villa Giuliana di Licata il convegno dal titolo Attualità nel trattamento delle malattie degenerative articolari anche in ginocchio. Opinioni a confronto tra specialista e medico di medicina generale. Il congresso, organizzato dal dottor Santo Alberto Rapisarda, attuale direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, ha avuto come presidente onorario il professor Rosario Lupo, direttore dell'unità operativa di ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Alla manifestazione, che ha visto il patrocinio dell'ASP di Agrigento e dell'Ordine dei Medici di Agrigento, sono stati presenti come relatori diversi specialisti ortopedici, fisiatri e medici di medicina generale. Il convegno ha una finalità, che è quello di porre l'interazione tra i medici di base del territorio e il medico ospedaliero, che poi è poi il finalizzatore con il trattamento appunto poi protesico di questo tipo di patologie, che è appunto la protesica dell'anca e del ginocchio. Quindi il convegno ha proprio quello di mettere in evidenza quelle che sono le attuali evidenze sul trattamento protesico, sulla prevenzione anche del paziente affetto da questo tipo di patologie. Ecco, siamo a Licata, lei dirige il reparto, che novità ci sono nelle condizioni del suo reparto a Licata, ecco, com'è la situazione dal punto di vista medico? Il reparto sta funzionando bene, nel senso che anche se chiaramente il personale è abbastanza ridotto, però ci diamo da fare, non soltanto nel campo della traumatologia, che è quella di comune quotidiana, ecco, ma anche nella patologia di elezione. Infatti a Licata facciamo un po' tutto quello che riguarda il trattamento appunto della patologia dell'artrosi dell'anca e del ginocchio, ma anche il trattamento in artroscopia di molte patologie, quale il ginocchio e la spalla chiaramente. È un'iniziativa molto importante, perché non solo per l'argomento che andiamo a trattare, molto attuale, come quella dell'artrosi di anca e di ginocchio, ma anche è importante perché cerca di creare un collegamento tra lo specialista, e quindi tra l'ospedale, e i medici di medicina di base, che poi diventano attori molto importanti nella gestione dei pazienti affetti da patologia artrosica. Ecco, si è parlato di artroscopia, di protesi d'anca, tutte cose sicuramente di grande attualità. La chirurgia endoscopica, soprattutto per quanto riguarda il ginocchio, ormai è routine e va utilizzata nelle fasi iniziali di queste problematiche, però soprattutto se sono lesioni di primo o secondo grado della cartilagine o patologie meniscali, mentre la protesica ovviamente è più indirizzata alle forme evolute o soprattutto avanzate di artrosi, e allora in questi casi si ricorre alla sostituzione protesica. È un'iniziativa che valuto molto interessante, perché Licata, la provincia di Agrigento in genere, è un po' limitata nell'avere queste iniziative, per cui benvengano quando qualcuno si piglia l'onere e l'impegno di portarle avanti. Qual è la situazione dell'ospedale di Licata che lei dirige? Ma la situazione dell'ospedale di Licata è una situazione che è in fase di rilancio, perché abbiamo avuto delle serie difficoltà, come tutti sanno, per quanto riguarda l'ortopedia. Adesso abbiamo la fortuna di avere il dottore Rapisarda, che è un validissimo primario che io tra l'altro conoscevo già da moltissimi anni, e quindi sta rilanciando la ortopedia. Abbiamo aperto il punto nascita a Licata e iniziano a nascere adesso anche a Licata i bambini, e quindi anche in questa fase siamo in un trampolino di lancio. Stiamo riattivando la chirurgia, diciamo che rispetto a qualche mese fa abbiamo buone prospettive per il futuro.